ti porta lassì, mi insina la rosa marina e lo basilico, che ti porta lassì, mi insina la rosa marina e lo E basilico. poi un orgoglio siciliano, un'attrice bravissima, l'abbiamo vista serie Macari, l'abbiamo vista ultimamente nel grande I Leoni di Sicilia, Giuseppina. Ciao Esther. Ciao, Davide. Allora, vivere l'arte intanto da siciliana, il lavoro che fai in questa terra con tutte le proiezioni verso oltre. Sì, allora sicuramente vivere questa terra, lo dicevo poco fa con dei ragazzi che producono olio, e parlavamo del fatto che avere delle radici forti, quindi aver vissuto la terra, cioè sapere cos'è la terra, è sicuramente qualcosa che poi ti aiuta a poterti allontanare, ma sapendo che quella terra potrà anche riposare appunto per uno o due cicli, ma ti riaccoglierà e ti permetterà di seminare idee nuove, sogni nuovi, ti permetterà di ripartire sempre da lì, non dovrai mai cominciare da zero quando torni. Quindi questa è stata la mia più grande paura quando sono andata via, 12 anni fa, perché da 12 anni che vivo a Roma, comunque poi mi divido fra New York, Londra, Los Angeles, comunque studio anche fuori, ma ho sempre piacere di tornare e mi auguro che se mai dovessi avere un giorno dei figli o comunque i miei nipoti, le nuove generazioni, quindi i figli anche artistici che ci sono, perché noi abbiamo sempre ispirazione, traiamo ispirazione da qualcuno prima di noi, ma portiamo ispirazione a qualcuno di più giovane o comunque di speranzoso. Spero che loro possano vivere la terra in un modo diverso da quello che abbiamo fatto noi come generazione, quindi che abbiano più prospettive e possano sognare stando con i piedi nella terra. Ecco. Tu parli di sogni, io penso che tu, almeno visto da fuori, di sogni ne stai vivendo tanti. Io ho letto I Leoni di Sicilia, ho visto I Leoni di Sicilia, ti ho visto recitare, che poi ti ho pure commentato nel momento in cui ho finito di vedere la serie, perché è veramente stato emozionante. Quanto ha inciso questo personaggio, se ti sei un po' rivista in questo personaggio. Il personaggio è un personaggio che comunque lotta come ho lottato io, che è iper radicato perché Giuseppina, intanto io non posso non ringraziare Stefania perché ha scritto il ruolo più bello che abbiamo interpretato e ha dato voce a una donna che non è assolutamente raccontata per nei libri di storia nel trascorso della famiglia Flori, invece è una donna come tutti i membri delle famiglie, quindi senza per fare donne, uomini, però è fondamentale, perché comunque sono delle costellazioni le famiglie, soprattutto quelle del sud, hanno degli equilibri che sono magici. Ne vediamo proprio delle alchimie dentro i nuclei familiari e credo anche nei nuclei che poi si instaurano artisticamente, quindi anche questo progetto che state portando avanti voi è come se raccogliesse sempre di più delle ali, raccogliesse sempre di più altri figli che poi fondamentalmente siamo tutti senza casa, quindi questo fatto di portarci in giro di questa Sicilia che continua nonostante tutto, questa diaspora, quindi siciliani ovunque, che però poi quando si rincontrano subito la necessità di risentirsi un unico gruppo. E Giuseppina con me ha questo, che non vuole lasciare la sua casa di origine, deve lasciarla e a un certo punto le costa riconoscere che per portare avanti suo figlio, la sua famiglia e il futuro deve comunque allontanarsi, ma il cuore ce l'avrà sempre e per sempre lì. E noi ecco, stiamo cercando di riscrivere la vita di Giuseppina in questo secolo e quindi di permettere a Giuseppina di partire se le andrà, e solo in quel caso, e non perché deve, per assicurare il futuro ai suoi figli o a se stessa, insomma. Noi siamo intanto siamo in uno dei luoghi dell'orgoglio della città di Palermo, della È un Sicilia, un posto luogo magico magico Teatro che Massimo che spero Sala. mi ospiterà. speriamo possa, Questo è un Non altro solo in sogno. veste di interviste, quindi ho messo questo, una volta un piede al teatro di Segesta e l'anno dopo sono stata presa alla Scuola Nazionale di Cinema, quindi diciamo che oggi sto facendo questa intervista bella qui dentro e Ti porteremo sto fortuna. sognando bene, stiamo Noi, mettendo un noi ti seme. appoggiamo per favore. assolutamente. E questa, dicevo, è questo un luogo appunto dell'orgoglio, come sai, è stato costruito dal Senato della città, andando anche oltre le possibilità economiche della città, una grande forza
una Come grande... facciamo noi? Esatto, come facciamo Oltre noi? quello che c'è possibile, noi sogniamo oltre le nostre capacità, oltre le nostre Esatto. possibilità. È un po' questo ti volevo chiedere, perché in realtà anche Leoni Sicilia è una grande storia di orgoglio, c'è questa famiglia che comunque questo teatro è connesso a quell'epoca, a quel momento Sì. di grande capacità, eccetera. E quindi essere in questo sogno, in questo racconto, che sensazioni ti dà e come la vedi tu da, Oh, non tengo. come la vedi tu da siciliana? Devo dirti, ci abbiamo parlato di coraggiosa, carismatica, come la vedi? Io una cosa che riconosco tantissimo lo voglio dire, nei siciliani, anche se lotto per il fatto di essere considerata un'attrice italiana e non siciliana, ma non perché sia un demerito essere siciliana, perché la Sicilia ricordo che comunque fa parte dell'Italia, ma allo stesso tempo sono proprio borderline con, sì, siamo italiani, ma cavolo, no, l'Italia non è la Sicilia, quindi la Sicilia è un continente, quindi ehm, il discorso è che noi lottiamo e abbiamo un senso della sopravvivenza e del reinventarci che è qualcosa di, boh, credo invincibile. E la testimonianza sono tutte le personalità che c'erano anche oggi, che vivono a Los Angeles, Beverly Hills, New York, Canada, cioè chiunque si è ricreato da nulla un universo che è assolutamente... Grazie. E l'arrivò, ora veni l'upagito, unico e soprattutto reale, in cui si trasporta la Sicilia. Cioè, oggi parlare con Celestino è stato un onore immenso, ma è stato anche rendersi conto che lui qua non l'ha mai lasciato. Ed è un po' lo spirito e il cuore di Giuseppina, cioè Giuseppina sarà sempre di Bagnara Calabra, non avrà mai nulla a che fare con Palermo in quest'ottica. Lei non era l'interesse, non era lo sfarzo, non era avere le stanze, era respirare l'aria di casa sua. E quindi noi abbiamo questa grandissima arte, come dice sempre anche una mia amica, ha detto quando tu sei qua io mi sento siciliana, ha detto io quando ho questi amici a Roma che sono assolutamente romani, ma incominciano a parlare un po' di dialetto, memorizzano le cose, incominciano con dei modi, con delle usanze, con delle tradizioni, le ricette, il cibo, quindi la contaminazione del cibo, cioè la prima cosa che facciamo è offrire qualcosa che è della nostra terra e in questa connessione, in questa condivisione portiamo tutto, cioè portiamo proprio la famiglia, portiamo la tradizione, portiamo la nonna, portiamo i gesti della nonna, portiamo cose che sono iper... che mi viene da piangere, però sono il nostro tessuto, cioè il tessuto di cui siamo fatti, è il tessuto di cui sono fatti i sogni, è il tessuto di cui continueremo a innamorarci sempre della nostra terra ed è credo il tipo di amore più autentico, è quello che mi auguro a ogni uomo di incontrare, cioè il fatto di potersi rinnamorare ogni giorno, cioè io oggi vengo a Palermo che conosco bene e continuo a vedere scorci meravigliosi e dico cazzo, quanto è bella, non si può dire. Cioè proprio mi viene proprio dire, cioè non è possibile tutta questa bellezza e questo anche ehm, questa voglia di farla funzionare, cioè di cercare di rompere finalmente questo ingranaggio, perché c'è un ingranaggio che non funziona, e lo sappiamo tutti che non funziona. Quindi la forza di unirci noi che forse una soluzione la possiamo trovare da dentro, forte, e unendoci avere la dimensione di quello che è la nostra ricchezza e non perché siamo la potenza migliore, ma perché c'è una ricchezza che cioè, non si può negare. Non si può negare, cioè la Sicilia è una potenza e non abbiamo bisogno seriamente di fare nulla. Cioè, quindi il fatto che si possa rovinare un tesoro così è proprio bisogna impegnarsi. Quindi vorrei che ci impegnassimo al contrario. Tra l'altro c'è da dire che quando siamo in situazioni anche di stress fuori da qui scattano dei meccanismi di sostegno, di appoggio, di aiuto che noi abbiamo vissuto fortissimi a Los Angeles recentemente e in realtà poi qua questa cosa non scatta. Io prima volevo chiederti un'altra cosa, ma prima voglio dire a chi ha sentito la tua citazione di prima, Celestino è Celestino Drago, che è uno chef Sì. internazionale che è venuto a trovarci qua a Palermo e che questa sera ha scritto il suo nome come primo Ha messo la sua prima firma in sua sul prima libro delle firma nel radici. libro delle radici e Esther è stata tra gli ospiti di questa serata, un libro nel quale gli emigrati che hanno fatto qualcosa fuori vengono qua a lasciare traccia. Celestino Drago è questo chef, quindi che in realtà rappresenta un po' questa capacità di vivere. Lui è partito a 20 anni dalla Sicilia Sì, ha detto con la sua
4 anni che sto fuori da Sì, qui, però qui è casa. a casa, con la valigia di cartone, veramente quasi è partita, eppure in realtà ha fatto tanto. Sì, L'ultima domanda riguarda il tuo ruolo da artista e da operatrice culturale, perché gli attori hanno il compito importante di mediare, di raccontare, di avvicinare sì. all'arte. Secondo te, in che modo può interferire, può interagire con, diciamo, col tessuto sociale, col tessuto economico di questa terra, della Sicilia o in generale, più in generale delle comunità nelle quali gli artisti abitano e vivono? Io credo che una cosa super importante sia l'entusiasmo e quindi quello che possiamo contagiare. Allo stesso modo con cui si parla di, sai, sono stata a New York, c'è questa nuova bakery house che è amazing, oh my god, I really want to go there. Sai, tutti proprio, io mi rendo conto che ormai c'è Instagram che funziona in un modo folle con dei luoghi che, con tutto il rispetto, che tanto non farò nomi, ma veramente alcuni scadenti, solo perché c'è un influencer che va lì e parla di questa cosa e allora diventano dei luoghi di culto, però sono dei luoghi di culto con pareti di polistirolo. Invece abbiamo delle cose qui che andrebbero assolutamente visitate. Ci sono dei luoghi chiusi, che sono dei musei, mancano gli operatori per tenerli aperti. Ed è veramente un peccato, bisogna assolutamente partire, io questo lo dirò sempre dalle scuole, bisogna fare interagire più persone che hanno un'influenza e non solo gli influencer, che è una cosa molto differente, che abbiano un'influenza sui giovani e quindi li contagino. Che si è criticato tanto Fedez, Chiara Ferragni, ma se funziona, se Chiara Ferragni che va ai Musei Vaticani e promuove i Musei Vaticani porta delle ragazzine che altrimenti comprerebbero soltanto borsette e guarderebbero trucchi, ben venga. Cioè, troviamo la giusta quadra per cui lo sguardo di qualcuno può aiutarci a fare una conversione. Cioè, sfruttiamo al contrario qualcosa che apparentemente sembra a scopo di lucro, in realtà ha uno scopo sia ludico, ma soprattutto di cervello, che ci porta in una dimensione nuova. Ci sono delle cose bellissime e ci sono degli sguardi super interessanti che a volte non vengono considerati. Quindi dobbiamo assolutamente trasmettere, dico, come attori, come persone che promuovono insomma la cultura, dobbiamo proporre uno sguardo anche sulla nostra terra. Quindi c'è sicuramente l'emozione di andarsene a Times Square, c'è sicuramente l'emozione di andare a Londra e di andare a vedere gli spettacoli a Broadway. Ci deve essere anche Piparo, il nostro teatro, ci deve essere sicuramente riscoprire i pupi, ci devono essere i Fratelli Napoli di Catania, ci deve essere anche la tradizione, cioè dobbiamo ricordarci da cosa veniamo, dobbiamo ricordarci soprattutto che ci sono delle cose talmente vive e che hanno portato a quello che è moderno oggi e che nella nostra cultura sono talmente vive e rimangono ferme, quindi sono talmente forti che non si sono nemmeno dovute portare via da quello che erano, perché rimangono impresse proprio per la loro forza di... Ecco, anche per la loro forza centrifuga. Quindi io credo che sicuramente che il nostro territorio ha bisogno di nuove opportunità e di essere valorizzato in quanto un parco giochi. Cioè, la Sicilia è un parco giochi bellissimo. Dovremmo veramente organizzare i safari. Dici il safari in Sicilia? Sì, fai il safari a Piana degli Albanesi, porta il safari vicino, che ne so, in le 200 riserve, a Pantalica. Pantalica, mi ricordo, il mio professore di biologia mi ci portò lì. Cioè, una cosa incredibile, viene valorizzata, viene promossa come luogo, come sito incredibile, viene fatta una pubblicità sbagliata. Invece bisognerebbe culturalmente promuovere il territorio in un modo eccitante, cioè stimolare le persone ad andare a vedere dei siti, stimolare a vedere i pipistrelli, spiegare cosa sono la fauna che abbiamo in Sicilia, è una cosa incredibile nell'entroterra, il tipo gli alberi, tutto quello che possiamo studiare, quello che è veramente la terra. E l'urbanistica, l'architettura, abbiamo della ricchezza a cielo aperto, quindi non devi nemmeno pagare. Noto, devi dire a Noto, arrivi a Noto, dici ok, qual è il senso di tutto il resto? Cioè ti innamori di Noto, ti innamori di tutte le città, ma delle più piccole, ti innamori, cioè non lo so, non credo ci sia bisogno di elencare tutto, però sicuramente c'è bisogno di avere il tempo per non essere così esterofili, che detto da me fa un po' ridere, e di sicuramente curare anche le proprie radici. Poi volare, io vado sempre, sono sempre in giro, però so sempre come tornare e quando tornare.
Grazie, ti ringrazio tanto. Si capisce che sei amica di Stefania Auci, anche lei. Pure questa visione, questo Questa taglio. visione, quindi Si sono è ritrovati. stato bello sentirvi La entrambi. penna e la voce. E il volto e il Comunque, racconto. di sicuro direi di chiudere, fermo restando un augurio che i tuoi sogni diventino sempre più realtà, tra cui Noi faremo vedere questo questo video al luogo, sovrintendente, così. e noi ci mettiamo la nostra, anche perché tu di arte ne hai tanto, e poi io prendo le sue parole, devo dire, chiudiamo con un augurio, invitiamo tutti i siciliani a diventare influencer in senso largo Certo. della propria terra, valorizzarla sempre di più, raccontarla, tutti influencer. Esatto. Bellissimo, ci sto. Va Grazie. e la rivò, ora vieni lupacito, che ti porta la siminsina, la rosa marina e lo basilico, che ti porta la siminsina, la rosa marina e lo basilico. E poi quando la incontrate, portatevi sempre una chitarra, e io ce l'ho. Ciao, ciao, ciao.